cittadinanze facili, assolti con formula piena gli 8 imputati di quello che era stato descritto come un sistema illegale. Erano coinvolti 2 vigili del comune di Crocetta del Montello e 6 intermediari. Il centrodestra è in crisi perché cerca un monarca a cui affidare la corona, ma i veneti non vogliono un re. Ai nostri microfoni parla per la prima volta il candidato ufficiale del centro-sinistra per la guida di Palazzo Balbi. Fuori dalla politica attiva per anni, la missione dell'ex sindaco di Treviso è quella di farsi conoscere da subito tour tra aziende e territori, lo sguardo alla società, pronto al derby con Mario Conte. Pesta i nonni in un momento di rabbia e rimanda all'ospedale. La violenza a San Giacomo di Veglia, 23enne con problemi psichiatrici, bloccato dai carabinieri. Lite per un credito, 20enne minacciata con una chiave inglese fugge e si rifugia in una pizzeria. Tensione ieri sera a Preganzioli, il racconto della titolare del locale. Tragedie sul Piave, nasce il tavolo permanente di sindaci e prefettura Treviso, lo studio, ordinanze e sanzioni. Si parte con una campagna sui social e nuovi cartelli e il primo cittadino di Spresiano lancia la proposta di immagini shock. Al vertice di Treviso anche l'assessore Bottacin che racconta di cause aperte contro la regione da alcune famiglie delle vittime, ribadisce tutti i corsi d'acqua non balneabili. Adozioni funerali del 19enne di Preganziol morto per un tumore, tanta commozione, la mamma dall'altare, non disperiamoci, ha vinto sulla morte. A Gaerini un brindisi per festeggiare e ricordare la raccolta fondi per un trapianto promossa dagli alpini che quasi 30 anni fa ridì della vita. Jessica Fracassi oggi è diventata mamma. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso che si apre con la cronaca giudiziaria e con il cosiddetto scandalo delle cittadinanze facili che si rivela però una bolla di sapone. Il GUP di Treviso ha infatti assolto con formula piena gli 8 imputati di quello che era stato descritto come un sistema illegale, coinvolti 2 agenti di polizia locale del comune di Crocetta del Montello e 6 intermediari. Per la sindaca è la fine di un incubo. Sentiamo. Si tratta di una sentenza importante per noi perché dimostra che in questa vicenda il comune e i suoi dipendenti si sono mossi con professionalità. Tanto si è scritto e tanta sofferenza c'è stata tra questi uffici. Adesso basta, adesso il problema è risolto. È la fine di un incubo per Marianella Tormena, la sindaca di Crocetta del Montello, comunità finita nell'occhio del ciclone per quello che sembrava uno scandalo, quello sulle cittadinanze facili concesse a oriundi di origine brasiliana, e invece gli 8 imputati per falso ideologico, 2 agenti di polizia locale e 6 intermediari di agenzia sono stati tutti assolti perché il fatto non sussiste. Così ha deciso il giudice per l'udienza preliminare, emettendo una sentenza di non luogo a procedere. Tutto finisce clamorosamente così come era iniziato, stando all'impianto accusatorio di Procura e Guardia di Finanza a Crocetta. Tra il 2018 e il 2022 era stato messo in piedi un vero e proprio sistema: da un lato gli intermediari che avrebbero avuto canali privilegiati in comune, dall'altro gli agenti di polizia locale che con troppa disinvoltura attestavano il requisito della dimora dei richiedenti, inducendo in errore gli stessi colleghi dell'anagrafe. Ma qui sta il punto e sarebbe quello dirimente. Fino a qualche mese fa l'elemento della residenza per l'ottenimento della cittadinanza non era necessario. C'è stata una errata lettura di quella che è la legge e la procedura amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza. Un'errata lettura del requisito, lo ribadiamo, della residenza. Della residenza, esatto. Oggi il legislatore ha cambiato idea, ma dal 28 marzo del 2025, forse anche a seguito della sollecitazione da parte di alcuni sindaci. Nella premessa di questo decreto presidenziale si evidenzia la volontà che il riconoscimento della cittadinanza degli oriundi sia legato al territorio italiano. Sullo sfondo il business delle cittadinanze: per ogni pratica le agenzie intascavano mediamente 3.000 euro, somma da moltiplicare per almeno 140 soggetti, a conti fatti un giro da oltre 400.000 euro. Anche qui però si tratta di una prassi adottata da tutte le agenzie operanti nel settore, proliferate negli anni. Le agenzie che svolgevano che aiutavano gli stranieri a ottenere il riconoscimento della pratica, del riconoscimento della cittadinanza per lo svolgimento dell'attività burocratica e amministrativa avevano i loro introiti regolari e fatturati, ma
il pagamento di un'attività lecita è assolutamente lecito. Sullo sfondo il recente dibattito politico sulla cittadinanza di oriundi, che ha dimostrato tutto il caos normativo in materia, con l'assalto ai municipi, soprattutto a quelli più piccoli. Da questa vicenda abbiamo sicuramente imparato tanto, però è anche costata tanto nel senso umano del termine. Io ringrazio veramente loro, perché anche in questi frangenti hanno saputo mantenere il dovuto equilibrio, e ringrazio i loro avvocati che li hanno difesi, perché è stato importante giungere a questo risultato. Un altro caso che ha fatto discutere un'altra assoluzione: è stata assolta in rito abbreviato la direttrice tecnica della storica Gymnasium Academy di Villorba, Moira Ferrari, un caso che aveva fatto discutere. La donna infatti era accusata di aver maltrattato una giovane atleta che al tempo dei fatti, che sarebbero accaduti nel 2017, aveva 12 anni. Per il giudice il fatto non sussiste. La ginnasta aveva deciso di sporgere denuncia nel 2023, 6 anni dopo i fatti, parlando di maltrattamenti sia fisici che verbali. Ferrari, difesa dall'avvocato Luigi Fadalti, è comparsa davanti al GUP. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna scontata per il rito abbreviato a 10 mesi di reclusione, ma è arrivata un'assoluzione in rito appunto abbreviato per la direttrice tecnica della storica Gymnasium Academy di Villorba. Torneremo alla cronaca fra pochissimo, adesso però c'è una pagina di politica regionale che parla molto trevigiano, perché dopo l'ufficializzazione di ieri, lo abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, parla Giovanni Manildo, l'ex sindaco di Treviso, candidato presidente per il centro-sinistra per la guida di Palazzo Balbi. Dice: finita l'epoca di uomini soli al comando e monarchi, è l'ora del dialogo, sanità, imprese, ambienti, giovani. Le priorità, si parte con un tour elettorale fin da subito e un Manildo che si dice pronto anche al derby con Mario Conte. Sentiamo. Pronto, emozionato e onorato di essere il collettore di una collezione molto ampia, di essere riuscito a unire e di prendere il testimone di un percorso avviato che unisce le diversità, diverse visioni di Veneto e che ha voglia di costruire una nuova pagina. È finita l'epoca dei monarchi e degli uomini soli al comando, si deve inaugurare una stagione più partecipativa di un governo più condiviso. Emozioni private, obiettivi pubblici, queste le prime dichiarazioni da candidato presidente del Veneto per il centrosinistra di Giovanni Manildo, ospite della nostra emittente a San Biagio di Callalta. Unità, la parola più usata dall'ex sindaco di Treviso, avvocato, padre di 3 figli, anima Dem proveniente dalla sinistra cattolica, con priorità ben chiare per il Veneto del futuro. Ambiente, giovani, lavoro e sanità. Giovani, dobbiamo dare dei motivi perché i ragazzi rimangano qui in Veneto e siano orgogliosi e felici e con una prospettiva qui in Veneto. Lavoro e sviluppo economico, perché deve crescere la capacità di creare lavoro delle imprese. L'ambiente, perché dobbiamo prenderci cura del nostro territorio, la transizione ecologica è una realtà. La sanità, la dico per ultima ma è fondamentale, dobbiamo avere il diritto alla salute per tutti, dobbiamo eliminare le liste d'attesa, dobbiamo garantire la dignità delle persone che lavorano all'interno della sanità, e questa è un'assoluta priorità. Contenuti e valori che saranno trasmessi nel corso di un lungo tour elettorale che toccherà territori, comunità e aziende. Il programma, fitto, fittissimo, è in corso di definizione, questione anche di metodo. È necessario un modello di governo partecipato. Mi posto questa esperienza da sindaco nel 2013 mi ero candidato con l'idea del sindaco di tutti, è un'idea che poi è passata ed è diventata anche un mantra anche di altre persone. È un'avventura sicuramente difficile, ma la consapevolezza che c'è la possibilità di scrivere una nuova pagina del Veneto è entusiasmante per me e per tutti. Quindi lei è stato il sindaco di tutti e lei sarà il presidente di tutti. Questo è l'auspicio ed è anche una ferma volontà. Insomma, lo slogan c'è già, restano da recuperare in termini di visibilità quasi 7 anni di assenza dal proscenio della politica attiva, ma l'ex primo cittadino trevigiano sembra non coltivare particolari ansie. Penso che non sia stato tempo perso, sono tornato a fare il mio lavoro come avvocato, ho avuto la fortuna di occuparmi di temi importanti per la comunità, la costruzione di comunità energetiche, quindi progetti di innovazione sociale e ambientale. Sicuramente è un modo diverso di fare il servizio pubblico. Altro capitolo, la rappresentanza dei territori. Manildo risponde così ai mal di pancia iniziali dei Dem padovani e veronesi che volevano
un loro candidato. Da campanellista dico che è bello che Treviso sia al centro dello scacchiere veneto, ma a parte gli scherzi, penso che i dibattiti interni portano sempre ricchezza. Quando si superano determinate criticità c'è sempre una proposta più consapevole. E a proposito di un presunto trevisocentrismo, l'apoteosi potrebbe arrivare con una sfida diretta contro l'avversario di una vita, quel Mario Conte che gli è succeduto alla guida del capoluogo della Marca, che se da un lato si è chiamato fuori dai giochi regionali, dall'altro resta uno dei nomi sul tavolo. Lei la vede questa sfida, Giovanni Manildo, Mario Conte, è un déjà vu? Beh, sarebbe un derby e i derby sono sempre belli, perché vince lo sfavorito. Un Manildo su cui si è compattato un campo mai così largo nel centro-sinistra, e su Manildo potrebbero confluire presto anche le forze moderate come Azione. Mentre il centrodestra continua a dividersi e a litigare ferocemente, noi come coalizione di forze politiche e civiche del centro-sinistra abbiamo individuato la nostra candidatura. Marca la differenza con il centrodestra il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, all'indomani del via libera ufficiale del Campo Largo alla candidatura a presidente della Regione del Veneto dell'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo. Coalizione di centrosinistra compatta, si gioca d'anticipo. Noi siamo già pronti a partire più presto possibile. Naturalmente per farlo bisogna anche che venga fissata la data delle elezioni, che ancora invece Zaia e il centrodestra non hanno fissato. Tutt'altro che dettagli, mentre il cantiere Manildo non può dirsi ancora chiuso, si guarda le forze moderate, Azione e Italia Viva in particolare. Con le altre forze politiche come Italia Viva ed Azione è in corso questo confronto e naturalmente io mi auguro che dia esiti positivi per ampliare l'articolazione della nostra proposta politica. E su sanità e impresa, per esempio, sembra già esserci una convergenza con Azione. Nelle prossime ore i calendiani veneti conferiranno una sorta di mandato esplorativo al segretario Carlo Pasqualetto. Nicolò Rocco, che di Azione è il presidente regionale, detta una prima linea. Azione non fa parte del Campo Largo, che è un po' il campo che ha prodotto intanto la candidatura di Giovanni Manildo. Questo però non significa che noi non possiamo aggiungerci eventualmente in un secondo momento. Non nascondo che la candidatura di Giovanni Manildo è una candidatura che piace alla base di Azione ed è un profilo che può parlare e interpretare i temi che piacciono ad Azione, quindi lo sviluppo economico, la capacità di pensare a un Veneto non contro Zaia, ma un Veneto oltre Zaia. A proposito del centrodestra che litiga evocato da Martella, tra Lega e Forza Italia continuano a volare gli stracci. Abbiamo semplicemente dato dei numeri e evidenziato dei problemi che ci sono. Ripeto, non esiste reato di lesa maestà nei confronti del governatore Zaia. Ci sono tantissime cose che vanno bene, ci sono alcune cose che vanno meno bene. Le cose che vanno meno bene vanno affrontate e ovviamente ormai andranno affrontate dal prossimo governo regionale. Nonostante il fuoco di fila da parte leghista, Flavio Tosi non solo conferma quanto detto su Pedemontana Veneta e sanità, ma rincara la dose. Forte fa intendere dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti. Innanzitutto quel disavanzo da 49 milioni di euro per il 2024 accumulato sulla superstrada a pagamento, definito una voragine, e poi appunto la sanità, con il peso crescente dei privati, soprattutto in certi ambiti, dalla dermatologia all'oculistica. La gran parte sono prestazioni che il sistema pubblico non riesce a erogare nei tempi e quindi uno va privatisticamente, e privatisticamente ha speso quasi 4 miliardi, che è una cifra mostruosa se si considera che la sanità pubblica veneta cuba 12 miliardi circa. Fendenti politici in un'estate già elettoralmente torrida, per il leghista Roberto Marcato l'alleanza è al capolinea. E se dobbiamo governare, immaginare di governare la regione Veneto con questi alleati, io francamente la vedo davvero dura. Cioè accusare il presidente Zaia di lasciare delle voragini nel bilancio regionale è di una gravità inaudita. Spero che ci sia un chiarimento quanto prima, altrimenti, come vado dicendo ormai da mesi e forse da troppi mesi, è bene andare da soli, perché tanto mettetevelo in testa, vinciamo comunque. Chiaro? Tosi sembra non scomporsi, certo che gli scossoni non si tramuteranno in frattura. È il prossimo governo regionale, che ne dicano Villanova, che ne dica Marcato o qualcun altro, il prossimo governo regionale vedrà assieme Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia
in un rapporto diverso, in un rapporto dove ci si parla, ci si confronta, dove non c'è una parte della maggioranza a cui le cose vengono dette attraverso i giornali. E ci sono poi le dichiarazioni di Zaia, convinto che una sua lista possa valere il 45% dei voti, da sommarsi eventualmente a quelli del Carroccio, più che un'analisi, quella di Tosi, ha tutta l'aria di essere una sfida. Se fra Lega e lista Zaia sono convinti di avere più del 50% da soli, gli conviene assolutamente non stare a perdere tempo con Flavio Tosi e con Fratelli d'Italia, quindi con noi di Forza Italia e Fratelli d'Italia, e andare da soli e vincere tranquillamente, se quel dato è vero. Torniamo alla cronaca con la furia di un 23enne che a San Giacomo di Veglia, siamo a Vittorio Veneto, pesta i nonni in un momento di rabbia e li manda in ospedale. Mostra il polso ferito l'anziana signora, classe 1937, appena rientrata a casa dopo un pomeriggio da incubo e una notte passata in ospedale. Il nipote, un ragazzo di 23 anni con qualche problema sotto il profilo psicologico, l'ha aggredita brutalmente in cucina, mandandola a terra e procurandole diverse lesioni al volto e alla mandibola. Una lite nata per una banale discussione. Pare che il giovane fosse molto scontento della sua posizione lavorativa e che si fosse lamentato con i nonni, che avrebbero risposto semplicemente di continuare ad avere pazienza e cercare altro. A quel punto non è chiaro cosa sia passato nella testa del giovane, fatto sta che ha spinto la donna a terra e ha poi alzato le mani anche sul nonno, 81 anni. Sentendo le urla sono intervenuti anche i vicini di casa, ovvero il padre del ragazzo, figlio della coppia, e la nuora, che hanno chiamato carabinieri e SUEM prima di prendere anche loro qualche ceffone. Il giovane è stato ricoverato immediatamente all'ospedale di Conegliano, mentre i due anziani sono stati trasportati a Vittorio Veneto, dove la 78enne è stata tenuta sotto osservazione tutta la notte. È rientrata a casa solo il giorno dopo, molto provata, visibilmente scossa, ma senza parole dure contro il nipote. Ha raccontato che mai prima d'ora aveva fatto una cosa del genere e ancora non si spiega come sia successo. Parole di conforto sono arrivate anche dalla sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Balliana, che ha offerto l'aiuto incondizionato da parte dell'amministrazione. Violenza a San Giacomo di Veglia, violenza anche a Preganziola, anche tensione, una lite per un credito, un 20enne minacciato con una chiave inglese che fugge e si rifugia in una nota pizzeria di Preganziola. Niente, noi stavamo lavorando, però abbiamo sentito questo ragazzo che è venuto dentro e diceva che c'era un signore che lo inseguiva, che avrebbe voluto ucciderlo, non so. Attimi concitati alla pizzeria Pinos 2 di Preganziol, quando all'ora di cena un giovane di 20 anni entra trafelato nel locale chiedendo aiuto, mentre fuori due uomini lo stanno inseguendo brandendo una chiave inglese. Da quanto si è appreso, i tre si erano dati appuntamento nel parcheggio di via Giovanni Pascoli per chiarire una questione legata ad un credito. Ma la situazione è ben presto degenerata. A pretendere la restituzione di una certa somma di denaro dal ragazzo due uomini di 65 e 25 anni residenti nel Trevigiano e con precedenti di polizia. Quando il giovane ha trovato rifugio nella pizzeria, i due, notando che aveva lasciato il borsello nell'auto, l'hanno arraffato probabilmente pensando di recuperare il denaro e sono scappati in auto verso Mogliano. Nel frattempo sono stati allertati i carabinieri. Dopo sono arrivati perché un cliente li ha chiamati giustamente e ha sentito anche lui il trambusto e abbiamo visto queste persone che si rincorrevano. Il ventenne infatti, dopo aver visto i due che si impossessavano del borsello, li ha inseguiti in auto contattando a sua volta il 112 e dando indicazioni ai carabinieri sui fuggitivi. Poco dopo, in via Schiavoni a Nuova, i militari dell'Arma hanno intercettato e fermato i due uomini trovati in possesso della chiave inglese e del borsello con dentro 650 euro. Entrambi sono stati denunciati per minaccia aggravata in concorso e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il borsello è stato restituito al proprietario. Torniamo a parlare dell'allarme rischi sul Piave, le tragedie sul Piave. Ci sono anche cause in corso contro la Regione per le tragedie consumatesi nel fiume. La conferma oggi dal vertice che a Treviso ha fatto nascere il tavolo permanente di sindaci e prefettura. Prime azioni allo studio ordinanze e sanzioni. Si parte con una massiccia campagna informativa e nuovi cartelli. E il primo cittadino di Spresiano lancia la proposta di immagini shock. È vero che poi vi arrivano le cause per i morti. Beh, a volte è anche successo questo.
abbiamo anche delle cause aperte. Che il tema sia estremamente serio per la Regione lo conferma l'assessore alla protezione civile e all'ambiente, che racconta di cause giudiziarie in corso aperte per alcune delle tragedie che hanno insanguinato il Piave. C'è anche Bottacin al vertice dei sindaci in provincia, guidato dal prefetto. Troppe vittime, troppe tragedie sfiorate. Nasce un tavolo permanente che si riunirà già mercoledì prossimo. Si parte da 2 elementi chiave: massiccia campagna social e non solo, per informare del pericolo, e nuovi cartelli. Nell'immediato delle campagne informative attraverso i siti delle amministrazioni e i social, e nel frattempo andiamo anche a valutare e studiare i nuovi cartelli che dovranno essere apposti. Nuovi cartelli dunque più attuali e multilingue. Il sindaco di Spresiano va oltre e propone una soluzione shock alla Gentilini. C'è un linguaggio universale che va anche oltre il linguaggio e le lingue, che è proprio quello delle immagini forti. Credo che forse un teschio, ecco, apposto su questi cartelli potrebbe essere molto più efficace rispetto a un messaggio, ecco. Un po' come ha fatto Gentilini. Assolutamente sì, un po' come ha fatto Gentilini sugli incroci pericolosi che ha messo i teschi e ha destabilizzato non poco. Un messaggio dirompente sui cartelli potrebbe essere utile. Impossibile e anche ingiusto per i primi cittadini adottare invece la soluzione drastica di chiusura di zone e recinzioni. Se dobbiamo ragionare in questi termini dovremmo mettere del reticolato dal Monte Paralba a Cortellazzo, non è una cosa fattibile, dobbiamo essere realisti e cercare di usare le armi che abbiamo a disposizione. Armi come ordinanze apposite che prevedano multe e sanzioni per chi le trasgredisce. Tema che verrà messo sul tavolo la prossima settimana. Lo dobbiamo verificare per approfondire tutti gli aspetti giuridici. È un atto che abbiamo già visto emesso da altre amministrazioni comunali, di altre regioni, ma anche di questa. Resta tra i messaggi uno che li racchiude tutti e che va oltre il Piave. A ribadirlo è l'assessore Bottacin. Tutti i corsi d'acqua del Veneto non sono balneabili, quindi non si può entrare in acqua per motivi che sono legati a un rischio che è oggettivo, e quindi non solo dove sono accaduti dei fatti negativi, se non tragici, non si può andare in acqua, quindi questa è una cosa che esiste da tanto tempo, da anni, per cui io posso approfittare di voi per ricordarlo ai cittadini: non si va in acqua. Fuga di gas questa mattina, siamo di nuovo a Treviso al Varco Manzoni, dove si stanno svolgendo i lavori per la riqualificazione del bastione murario e dove da un paio di giorni è stata interdetta la circolazione ai veicoli. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, come vedete in queste immagini, sono intervenuti intorno alle 11:30 per mettere in sicurezza la zona. Pochi istanti di pubblicità, ripartiremo da una comunità, da più comunità, da Dosson di Casera a Preganziol, per dare l'addio ad Andrea Falcone, il 19enne morto per un tumore alla schiena dopo un calvario di 5 anni. Rieccoci in studio in diretta il telegiornale di Treviso, e allora, come dicevamo prima della pubblicità, la commozione di una comunità, di più comunità, quella che la chiesa di Dosson non è riuscita a contenere per l'addio ad Andrea Falcone. Ci si attendeva un miracolo che non c'è stato, o forse sì, ma non come ce lo aspettavamo. È il miracolo della fede che ha accompagnato Andrea Falcone fino al suo ultimo giorno, di un calvario durato 5 anni, quando ha scoperto un tumore osseo che non lascia scampo. Una fede rinnovata nel giorno dell'ultimo saluto nella chiesa di Dosson, che non è riuscita a contenere quanti hanno voluto condividere il dolore di mamma Grazia e Papa Vincenzo. E la commozione per l'addio ad un 19enne che si stava aprendo alla vita si è sentita anche nelle parole del parroco, don Adriano Fardin. E diceva: diamo qualità al tempo che ci rimane, e cercava di dare a tutti stimoli per vivere seriamente, intensamente. E diceva ancora: nell'autentica vera amicizia che si riconosce dal tempo, che dedichi agli altri rinunciando a te stesso. E poi arrivava anche a dire: la sofferenza è lo strumento che ti permette di aprire gli occhi su un'altra dimensione. Se sei in Dio, sei con me, diceva loro. Se siete in Dio, siete con me. Saremo in Dio, Andrea, e saremo con te.
La foto di Andrea, piccolo rugbista, la maglia delle giovanili di calcio dove papà Vincenzo fa l'allenatore, poi il ricordo di parenti e amici per un giovane che ha saputo guardare oltre la malattia e la tristezza di un addio. Caro Andrea, voglio che questo giorno per te, come per tutti noi presenti, sia un giorno felice, dove ti ricordiamo tutti all'unisono, solo con un sorriso colmo di speranza e gratitudine per ciò che ci hai insegnato e per ciò che in futuro continuerai a fare per noi. Migliaia sono le cose che ci hai trasmesso, ma il valore dell'amicizia è il vivere con la profondità la vita, senza superficialità, rancore, invidia e rabbia nei confronti altrui sono gli insegnamenti più importanti. La tua vita non è stata solo la malattia, anzi, in classe tra tutti noi eri il più vivo. Grazie Falco, perché con il tuo spirito combattivo e la tua tenacia ci hai insegnato tanto. Toccante l'esortazione finale da mamma Grazia, che ha rivelato di aver ricevuto per il suo compleanno un messaggio al telefonino, programmato da Andrea e arrivato il giorno dopo la sua morte. Andrea aveva capito che questa malattia non è per la morte, ma è per la vita. E se noi oggi ci disperiamo per il dolore, allora la morte sì che avrà vinto. La prossima entrata in vigore di una nuova normativa rischia di far chiudere la maggior parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio per donne maltrattate in Veneto. Nella Marca, su 5 strutture presenti, 3 potrebbero essere a rischio. Il rischio è che a settembre le cooperative che lavorano in questi servizi debbano lasciarli e quindi temporaneamente quantomeno verranno chiusi e le donne non avranno più il loro punto di riferimento. All'indomani della sentenza all'ergastolo per l'assassino di Vanessa Ballan, la giovane mamma incinta del secondogenito uccisa nella sua casa a Riese Pio X, arriva l'appello delle cooperative del Veneto allarmate per il rischio chiusura dei centri antiviolenza e delle case rifugio per donne vittime di violenza. Tutto ha origine da un provvedimento previsto dall'intesa Stato-Regioni del 2022. Prevede che chi può gestire centri antiviolenza, case rifugio, abbia da almeno 5 anni previsto nel proprio statuto come oggetto sociale l'attività di supporto, organizzazione e gestione dei centri antiviolenza e case rifugio, ma soprattutto che sia un'attività prevalente per l'ente. E questo mette in grossa difficoltà numerosi enti. Un'esclusività di attività che mette fuori gioco gran parte delle strutture gestite da cooperative multidisciplinari che, oltre che di violenza di genere, si occupano spesso in collaborazione con i comuni anche di problematiche dell'infanzia, adolescenza, disabilità, salute mentale, anziani. Nella Marca, dei 5 centri antiviolenza attivi, 3 sono a rischio chiusura, come buona parte dei 26 centri e delle 31 case rifugio presenti in Veneto. Negli ultimi anni, tra l'altro, si registra una sempre maggiore consapevolezza delle donne maltrattate dei servizi a loro disposizione, come testimonia la crescita degli accessi ai centri antiviolenza, saliti dai 6.000 del 2022 ai 7.000 del 2023. Ci sono numeri importanti, numeri che dicono che non possiamo lasciare le donne sole e che quindi è necessario a tutti i livelli istituzionali che venga fatta un'azione presso il Ministero affinché si trovino delle soluzioni che permettano di dare continuità a servizi così importanti oggi per le nostre comunità. Cambiamo argomento, un brindisi per festeggiare a Gaiarine, per festeggiare e ricordare una raccolta di fondi promossa dagli alpini di Gaiarine che quasi 30 anni fa ridiede la vita a Jessica Fracassi. Era il 1997 e servivano oltre 400 milioni per un trapianto di rene e di fegato a Bruxelles, unico centro che poteva svolgere quel tipo di operazione. Oggi Jessica è anche diventata mamma. Diciamo che è stata dura, però ce l'abbiamo fatta e grazie agli alpini che mi hanno dato una grossissima mano e che abbiamo fatto insomma venire fuori di fare il trapianto. Lei sta bene e quando abbiamo saputo che era incinta, che aspettava anche lei una bimba, siamo stati tutti contenti, insomma, ecco, un grande traguardo per lei, un grande traguardo. E così
speriamo che vada tutto bene e basta, perché mi mette a piangere adesso. Non c'erano i social nel 1997, ma c'erano gli alpini, una garanzia quando si tratta di fare qualcosa, specie aiutare il prossimo. Per la piccola Jessica, una bimba di 2 anni che a causa di una grave patologia aveva bisogno urgente di un trapianto di fegato e reni, servivano almeno 85 milioni di lire di offerte private. Oltre 400 erano quelli totali necessari per il trapianto a Bruxelles e gli enti pubblici italiani coprivano solo una parte dei costi. Che cosa fecero dunque gli alpini senza usare Facebook? Avevamo delle piccole damigiane, quella con la bocca larga, mettevamo in chiesa, nei bar e questo che altro, e tutti buttavano dentro. Una solidarietà contagiosa che in soli 15 giorni raggiunse 101 milioni. Sono stati raccolti 101 milioni. Gli alpini hanno chiesto che l'eccedenza, anziché essere utilizzata per altre opere, venisse accantonata per le future esigenze sanitarie di Jessica. Oggi Jessica è una donna ed è appena diventata. Appena diventata mamma di una splendida bambina, Amelia. Grande la commozione e la gioia sincera rivissuta dagli alpini, un'impresa che oggi ha permesso a Jessica di rivivere anche attraverso la nuova piccola, Amelia, che di certo sarà la cocca di tutte le penne nere, alle quali va il plauso della sindaca del tempo, Sandra Toso, e di quello attuale. Un grande elogio agli alpini. Io ho detto che se gli alpini, se Gildo, i suoi collaboratori, gli alpini di Gaiarine non avessero avuto la credibilità che avevano e che hanno tuttora, sì e no che questo miracolo si sarebbe realizzato. Una storia che di questi anni veramente ne abbiamo tanto bisogno, perché ogni telegiornale, ogni notizia, ogni giornale vedi solo cose negative, e vedere queste cose positive chiaramente ti fa aprire il cuore. E per finire un dono per Amelia, delle scarpine per camminare lontano. Ha un significato augurale, che possa star bene e andare per il mondo, fare tanta strada. Complimenti come sempre agli alpini. Di alpini parliamo anche nel prossimo servizio con una importante commemorazione. Ci sono anche 10 veneti, 4 vicentini, 2 trevigiani e 4 veronesi. Fra le 130 giovani penne nere, 22 sono donne che hanno partecipato al corso Solarolo Terzo. Concluse le 11 settimane al centro addestramento alpino di Aosta, i militari hanno ricevuto all'Aquila il loro cappello con la penna nera, che ne ha sancito l'ingresso nelle truppe alpine dell'esercito. Il gruppo partito dal Ponte Vecchio di Bassano si è diretto al Monte Corno, salendo in funivia alla Tofana di Mezzo per un'escursione fino alla Gazzuoi e al Passo Falzarego, percorrendo anche una via ferrata. Il secondo gruppo ha raggiunto con una marcia di 35 km Cortina d'Ampezzo, provenendo dalla Valpusteria, compiendo poi l'ascensione al Monte Cengio. L'addestramento combina la dimensione alpinistica con quella storica e ambientale. Ogni militare viaggia col proprio equipaggiamento e con l'arma individuale per un peso di circa 30 kg. Dopo l'omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale presso l'ossario sul Monte Pasubio è in vista il ricongiungimento dei due gruppi a Borgo Valsugana. Tutti i nuovi alpini in armi parteciperanno infatti domenica al tradizionale pellegrinaggio sul Monte Ortigara, teatro di una delle battaglie più cruente della Grande Guerra. E noi andiamo proprio adesso nel Bellunese. Partiamo dalla cronaca. 3 persone arrestate dalla squadra mobile di Belluno con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. L'operazione antidroga è stata condotta nella zona di Auronzo di Cadore. Colti in flagranza un 57enne di nazionalità argentina e 2 giovani bellunesi, un ragazzo di 34 anni e una ragazza di 21, quest'ultima con precedenti a carico. Ai 3 sono stati sequestrati 3 grammi di eroina e 14 grammi di cocaina, oltre al materiale per confezionamento delle dosi e confezionamento di mannitolo, sostanza usata per il taglio della cocaina. Portati in carcere, dopo l'udienza di convalida, il Tribunale ha disposto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Non c'è solo il caso di Gianmaria, il 19enne padovano, l'abbiamo raccontato in questi giorni a Padova, ma anche quello di Maddalena Bianchi, studentessa bellunese del liceo scientifico Galilei. Parliamo di un'altra studentessa che ha rifiutato di fatto di fare
di sostenere l'esame orale alla maturità, ed è appunto un caso che fa discutere. Una maturità diversa. Dopo Gianmaria, ecco Maddalena, un'altra studentessa, ha deciso di presentarsi all'esame di maturità, rifiutando però di sostenere il colloquio. È accaduto al liceo scientifico Galileo Galilei di Belluno, frequentato da Maddalena Bianchi, che ha scelto di non affrontare l'esame orale. Un gesto inaspettato il suo, ma tutt'altro che improvvisato. Davanti alla commissione, Maddalena ha spiegato le sue ragioni con parole semplici ma forti. Ero preparata, ma in questo modo mi sono tolta un peso. Una rinuncia consapevole, come ha poi raccontato, nata da un rapporto complesso con l'esperienza scolastica, non una protesta aperta, ma un momento di sincerità. Qualche prof ha capito, ha detto, lasciando intendere che il messaggio è arrivato a destinazione. Ora Maddalena guarda avanti, nel suo futuro c'è l'università e in particolare il sogno di studiare astronomia. Un gesto, il suo, che divide, ma che apre comunque una riflessione sul significato della scuola e del modo in cui viene vissuta dagli studenti e che fa discutere i docenti. Su Orizzonte Scuola parla il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che propone che tutte le prove, incluso l'orale, diventino obbligatorie per rispetto delle regole e per evitare fenomeni di emulazione. La prova orale, ben inteso, è obbligatoria per tutti, ma in casi eccezionali e con punteggio già garantito, uno studente può decidere di non affrontarlo, purché il punteggio minimo della sufficienza, 60 su 100, sia già garantito. Tanto fa discutere che è intervenuto in queste ore il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara sui casi dei 2 studenti veneti che hanno rifiutato l'orale. Fra le riforme che stiamo per varare c'è anche una riforma della maturità, dice Valditara. Comportamenti di questo tipo non saranno più possibili. Se un ragazzo non si presenta all'orale o volontariamente decide di non rispondere alle domande dei docenti, non perché non è preparato, quello può capitare, ma perché vuole non collaborare o vuole boicottare, dovrà ripetere l'anno. Bisognerà ovviamente attendere questa riforma annunciata dal ministro Valditara. È un tema comunque che resta forte nel mondo della scuola e dei giovani, a partire dal Veneto. Così come è forte il tema sulla montagna, che non deve essere un parco giochi, ma serve un piano serio per mettere in sicurezza l'Alemagna. A dirlo è Paolo Perenzin, segretario di Sinistra Italiana, che si chiede dove fosse il presidente della provincia, Padrin, negli anni scorsi, oggi che chiede a Regione e Stato i soldi per i dissesti. Quanti interventi per la mitigazione del rischio si potevano fare con i soldi spesi per la pista da bob? Domanda Perenzin, perplesso di fronte all'attivismo verso la montagna soltanto ora, a 7 mesi delle Olimpiadi, mentre fra le Dolomiti, interventi e servizi servono alle persone per vivere ogni giorno. Questo è l'attacco di Perenzin. Intanto invece a Longarone una giornata molto importante, perché sulle ceneri della storica ex Safilo nasce un nuovo polo produttivo firmato Telios. Telios raddoppia. Il taglio del nastro del nuovo stabilimento segna l'inizio di una nuova fase industriale a Longarone, lì dove un tempo c'era la storica sede della Safilo, chiusa tra le polemiche e la preoccupazione dei lavoratori. Oggi sorge il moderno stabilimento dell'azienda del gruppo LVMH, eccellenza dell'occhialeria di lusso. Noi abbiamo acquisito ufficialmente questo stabilimento a fine del 2023. Abbiamo impiegato alcuni mesi per ridare avvio alle attività industriali e con un tempistica anche molto più veloce del piano abbiamo riassorbito 250 dipendenti con il know-how che volevamo portarci in casa, perché un know-how è preziosissimo. Poi abbiamo impiegato i mesi successivi per rinnovare lo stabilimento. Un polo importantissimo dedicato all'occhiale in metallo a ciclo completo, un campus con 2 stabilimenti con tutte le competenze e savoir-faire necessario al business del gruppo che guarda al futuro. A novembre 2023, quando la ex Safilo annunciava la chiusura dello stabilimento, abbiamo avuto un ruolo di mediazione molto importante che ha permesso poi a Telios di rilevare questo stabilimento, ridare nuova vita, ma soprattutto assorbire 250 addetti. Siamo tutti focalizzati sul tutelare la continuità produttiva delle nostre aziende, laddove vi sono delle dismissioni anche riconvertirle, reindustrializzarle, trovare dei nuovi partner che possano in qualche modo acquisirle, ma dall'altra vogliamo tutelare l'occupazione, che è un'occupazione di qualità. Un segnale importante dopo gli anni difficilissimi contrassegnati dalle
lotte dei lavoratori che hanno coinvolto l'intera comunità bellunese. Ripartire, essere potuti ripartire proprio qui, da questo luogo dove è nata la Safilo e dove moltissime delle persone che oggi qui lavorano, da anni lavorano, è sicuramente estremamente positivo. Quindi non posso che dire grazie e oggi sono sicuramente felice. Con il nuovo sito produttivo che complessivamente occupa oltre 1200 lavoratori, Telios conferma la volontà di investire nel distretto dell'Occhiale bellunese che ha fatto la storia del mondo. Un ponte tra tradizione e innovazione, ha detto il direttore di LVMH Italia Tony Belloni. Certo che nonostante le incertezze del mercato, la domanda per l'alta qualità continuerà a crescere. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, arrivederci.